Torna alla canoa dopo 30 anni, abbiamo riscoperto questo sport, abbiamo visto che piace alle società sportive, anche fuori provincia di Treviso, piace agli atleti, quindi braccia aperte a tutte queste nuove opportunità per il comune di Tarso, per il nostro territorio. E noi adesso ci stiamo confrontando proprio con le società sportive che stanno organizzando appunto dopo tanti anni questa attività nei nostri laghi, ci stiamo confrontando, stiamo vedendo che questa idea piace e quindi stiamo mettendo già le basi per avere un qualcosa di importante per il 2019, magari qualche titolo a livello nazionale. Qui c'è ARPAV che in periodi ben precisi fa le analisi dell'acqua e ad oggi abbiamo sempre avuto risultati positivi, quindi assolutamente sì, i laghi sono balneabili. Cosa ci fanno tante canoe nei laghi di Revine oggi una giornata autunnale? Fanno semplicemente un test per verificare la loro condizione fisica proprio nella stagione in cui mancano le gare, in maniera tale che la federazione possa avere dei punti di riferimento per avviare la stagione agonistica 2019. Questi laghi sono un bacino ideale per la vostra attività sportiva? Indubbiamente, non solo perché dal lato geografico sono collocati al centro del Veneto, per cui facilmente raggiungibili da tutte le nostre società, che ovviamente sono 35 in tutto il Veneto e sparse in tutte le province, ma anche per le condizioni ambientali, in quanto c'è assenza di vento, quindi lago piatto che è ideale per lo sport della canoa, in questo caso la canoa olimpica o di velocità. La stagione è andata bene, noi siamo legati molto a quello che è il tempo, c'è stato un gran sole, è andata bene le presenze, i numeri precisi non li abbiamo, ma già l'anno scorso assieme agli altri operatori turistici della zona, grazie all'aiuto delle amministrazioni comunali che hanno supportato le fiere che andiamo a fare a gennaio in Olanda, abbiamo raggiunto, anzi abbiamo superato l'anno scorso le 20.000 presenze. Quest'anno penso che saremo su quell'ordine di idee, se non forse qualcosa anche di più. Sono 10 anni che noi come Proco di Tarso abbiamo creato questo percorso che si chiama la Via dei Murales, che unisce due frazioni che proprio guardano i laghi, quindi abbiamo realizzato 16 murales negli edifici, creiamo delle visite guidate appositamente dove portiamo i turisti e le persone che partecipano a queste visite guidate, le portiamo proprio a conoscere il territorio che proprio si affaccia sui laghi, quindi promozione del territorio sì, ma anche un ambiente naturale straordinario.